Pronti? 1, 2, 3. Secondo segnale è quello valido, Taormina Mail e Trupiale Numero Jet 2 Sri in Lanka linea, l'errore alla squalifica squalificato. per Sri Lanka. Trupiale Jet che passa sulla condiscendente Taormina Mail, cerca di parcheggiare terzo Vezza Moregar, operazione che non riesce per l'inserimento di Something. Lancio in 14,7 da fermo, Trupiale Jet è dove voleva essere, Taormina Mail anche alle sue spalle, in terza posizione un paio di lunghezze, Something precede Uragano dei Lady, quindi Vezza Moregar che va a parcheggiare dietro Valbondione, Luis più veloce del suo nastro per linee esterne, Tolfree B accenna a scoprirsi le sue mosse seguite da Severino, davanti però dopo 600 metri in 45,5 c'è Trupiale Jet libero di fare i propri comodi all'avanguardia, Taormina Mail alle sue spalle, lì incollata. Quindi Something ancora, Uragano dei Lady, la mossa da parte di Tolfree B in aggiramento su tutto il gruppo, si va a profilare dopo un giro di corsa in 1-1 a lato di Taormina Mail. Trupiale Jet leader in controllo quando si va a chiudere il primo chilometro. La mossa in terza corsia da parte di UbiJet che si porta presso anche Unica Kagemar quando si viene davanti alle tribune. Trupiale Jet leader nei confronti di Taormina Mail, poi UbiJet che cerca di aggirare Tolfree B, le sue mosse seguite da Unica Kagemar. Quando si è a 700 metri dalla conclusione, Trupiale Jet continua a guardarli in faccia, gli altri vanno per seconde e terze ruote con Raissa Sere che segue UbiJet, il quale non riesce ad andare oltre il salchi di Tolfree B a metà della dritta di fronte. Trupiale Jet è in vantaggio, Taormina Mail alle sue spalle, così come Something accelera il leader quando si va al completamento del miglio, generosamente Unica Kagemar addirittura in quarta corsia, 2-1 il miglio. Trupiale Jet ancora controlla Tolfree B e soprattutto Taormina Mail alle sue spalle. Trupiale Jet che è in vantaggio nei confronti di Taormina Mail per le vie brevi, Something all'ingresso della dritta arrivo, Trupiale Jet che mantiene una di margine nei confronti di Taormina Mail che ci prova al suo interno, Trupiale ancora mezza di margine, Taormina che finisce bene, Trupiale e Taormina che rimonta l'avversario, Taormina Mail che vince nei confronti di Trupiale Jet. Al terzo termina Something, quarto è Uragano dei Lady. Poi andiamo a vedere chi ha vinto la battaglia per il quinto, il successo di Taormina Mail, servita da corsa perfetta, trova in difficoltà Trupiale Jet negli ultimi metri e lo battezza in zona traguardo. Taormina Mail, Maurizio Cheli, guidatore e allenatore, i colori del signor Marco Lasi. Andiamo a riapprezzare l'addirittura arrivo, Trupiale che si mantiene ancora tre quarti avanti a Taormina Mail che però possiede le battute più incisive, rimonta l'avversario palmo a palmo e nel finale vince con mezza di margine nei confronti di Trupiale Jet. Al terzo un valido Something, in pratica i primi tre come erano andati alla corda. Al quarto Uragano dei Lady che aveva preso posto alle loro spalle, 4, 5, 3, 10, mentre per l'ultima Q spunta il 15 di Valbondione Luis.